Impronte su carta è l'ultimo libro della scrittrice agrigentina Margherita Biondo. Impronte su carta è l'ultimo libro di Margherita Biondo. Sì, Impronte su carta è la mia 10ª pubblicazione a cui sono arrivata in una maniera un po' particolare, nel senso che è un testo che ho scritto di getto in pochissimo tempo, addirittura ho impiegato circa 25 giorni per tirare fuori più di 100 liriche. Ho vissuto questo momento, magari un momento difficile della mia vita, che mi ha portato a scrivere così un po' come valvola di sfogo, come un diritto d'asilo quasi. Ho tirato fuori una raccolta abbastanza corposa, devo dire, perché sono, dicevo, più di 100 liriche, suddivisa in 4 sezioni. La prima sezione che è la parte dell'incipit, poi una seconda sezione che riguarda il poeta, una terza sezione che si intitola Versi diversi e un'ultima sezione sull'amore. È un libro che è stato edito dalla Medinova di Antonio Riotta con la prefazione di Beniamino Biondi. Perché il titolo Impronte su carta? Perché la vita è fatta di impronte, cioè ognuno di noi lascia delle impronte che possibilmente poi col tempo svaniscono, vanno via, sono i ricordi, le memorie, i momenti che viviamo. Io ho messo su carta, nel senso che rimarranno queste impronte anche per il futuro, rimarranno a me, rimarranno agli altri, quindi un piccolo regalo che si fa anche ai posteri. Quali sono queste impronte? In sintesi, vuoi citarne alcune, più che altro come fonti di ispirazione? Ci si ispira su diverse cose, nel momento in cui si decide di scrivere, l'ispirazione porta a divagare anche su determinati argomenti che a volte sono di fantasia, a volte sono di carattere intimistico, per cui non c'è un nesso particolare tra ispirazione e diciamo scrittura. Si scrive quel che si pensa, quel che si sente in un momento determinato. In questo libro c'è un po' di tutto, francamente. È un libro sicuramente a carattere intimistico, però ci sono anche dei brani, delle poesie, insomma delle liriche che non lo sono. È un lavoro che ti ha impegnato per quanto tempo? Per quanto tempo si è protratta la stesura? Mi ha colto in un momento particolare della vita, per cui ho sentito un'esigenza di scrivere molto forte e ho deciso così di prendere carta e penna. Nel giro di 25 giorni ho composto un intero libro, addirittura l'ho consegnato all'editore senza neanche una rivisitazione. L'ho dato così, un libro che è nato dal cuore, un libro che è nato di getto e che mi rappresenta e a cui tengo tantissimo. È rivolto universalmente a tutto il pubblico oppure verso qualche categoria, qualche target È particolare? rivolto a tutti, chiunque può leggere questo testo, ma è rivolto soprattutto alle persone che hanno una certa sensibilità anche nel scegliere le letture, perché ahimè devo dire che la poesia purtroppo oggi è poco letta, anzi invito chi mi sta ascoltando ad acquistare testi di poesia, perché rappresenta un momento importante soprattutto in questo periodo, in questa epoca in cui vengono rappresentati alcuni valori che purtroppo pare che stiano andando un po' nel dimenticatoio. In conclusione, in tal senso, incoraggi alla lettura. Sicuramente incoraggio alla lettura della poesia, che è meno letta rispetto alla prosa, e ritengo che la poesia veramente sia un veicolo importantissimo per sensibilizzare e per dare quella sensazione di anche umanità, di sensibilità, di emozione che pare che oggi veramente si stia perdendo.